15 consiglieri provinciali. Questa è la differenza. Allora, se proprio dobbiamo ridurre i costi della politica, eliminiamo la regione e non la provincia. Io voglio dire che al di là di fare dei discorsi demagogici che non portano a niente se non l'interesse di qualcuno, io mi batto perché le province, così come tutti gli enti, i comuni, le regioni, il governo centrale, debbono e possano funzionare al meglio nell'interesse dei cittadini, razionalizzando le spese, perché la cosa importante, lo dicevo agli amici di Ruggiano prima, quando si spendono i soldi pubblici bisogna fare attenzione, bisogna essere culati ancora di più di quando si spendono i soldi propri, perché sono soldi non tuoi, sono soldi dei cittadini che sono stati versati attraverso l'imposizione fiscale. E allora qual è il problema? Quello di utilizzare al meglio quelle risorse che devono tornare al cittadino. Il cittadino paga le tasse perché poi gli devono tornare in termini di servizi e di investimenti sul territorio. Ecco perché una tassa non è mai molto alta o non è mai troppo bassa se è proporzionata al servizio che viene reso ai cittadini. E così un ente è utile e importante se gli vengono affidati dei compiti importanti e dei compiti precisi e se quei compiti vengono svolti nel migliore dei modi. E io credo che la provincia lo possa fare bene e possa cominciare ad interessarsi innanzitutto delle sedi viarie, innanzitutto ripristinando quella che è la manutenzione. Non guardiamo, perché in questi giorni attraverso i dibattiti mass media abbiamo comunque sentito che i libri dei sogni, che sono tutte le campagne elettorali, tante cose che si vogliono fare, forse tutte e tre le parti in discussione dicono le stesse cose, ma molto spesso bisogna vedere come si fanno. E poi partiamo dalle cose più semplici. Prima c'erano gli stradini, gli operatori lungo le strade che comunque mantenevano una certa pulizia dalle erbacce e dal resto. Oggi non vediamo nemmeno quelli, perché adesso si è fatta l'Alba Service, è una società mista, adesso interamente partecipata dalla provincia, che non si vede più sul territorio, se non per fatti sporadici sul territorio. È una sede a Trepuzzi, ecco. Vi faccio questo esempio: la provincia va da Trepuzzi a Santa Maria di Leuca, la sede dell'Alba Service, che dovrebbe gestire tutte le manutenzioni e degli edifici scolastici della provincia di Lecce e delle sedi viarie, servizi più importanti, alla sede a Trepuzzi. Immaginate che ci sono dei cittadini del Capo di Leuca che sono costretti la mattina ad andare a Trepuzzi, a timbrare il cartellino e a tornare magari ad Alessandro per fare manutenzioni agli istituti scolastici di Alessandro. Questa è la realtà. E perché a Trepuzzi? Io non so che cosa possa significare, però il presidente dell'Alba Service fino a poco tempo fa era l'onorevole Taurino ed era di Trepuzzi. Ma non sarebbe più logico avere una sede, non dico a Lecce che sarebbe quella istituzionale, ma a Maglia, a Casarano, a Tricase, a Galatina, che sia centrale e che possa coprire interamente il territorio? Qualcuno si lamentava e ci rimproverava di non aver comunque sollecitato della segnaletica agli ingressi di Ruggiano. Beh, noi lo facciamo da anni alla provincia, ma l'Alba Service, che comunque dovrebbe fare quel lavoro, oggi tentava di fare qualche striscia, ma dovrebbero comunque mettere dei segnali per cercare di rallentare o di far rallentare le autovetture agli ingressi di Ruggiano. Ma sono anni che facciamo sollecitazioni, non esiste l'Alba Service, sul territorio non esiste, ed è un carrozzone che pagano i cittadini salentini. E allora al primo punto anche il candidato Cappellone che cosa ha detto? Razionalizzare le spese e cercare di rendere efficiente l'amministrazione provinciale. Sì, andare a vedere, perché è vero che si sono stabilizzati dei lavoratori socialmente utili, ma a quei lavoratori bisogna dare dignità anche lavorativa, perché comunque sono persone che devono avere dignità e devono avere condizioni di lavoro giuste e devono operare sul territorio, perché le nostre strade devono essere pulite dalle erbacce, devono essere pulite da tutt'altro. E molto spesso, nonostante i comuni pagano il massimo come imposizione fiscale alla provincia, che è il 5 per 1000, tutti i comuni, molto spesso le discariche che si formano ai bordi delle strade provinciali bisogna che intervengano i comuni, perché la provincia non interviene mai. Questa è la realtà. Quindi vogliamo un'amministrazione provinciale più efficiente, un'amministrazione che cambi anche il modo di essere, questo è un concetto generale, perché comunque si riducano i tempi delle pratiche burocratiche, perché il cittadino non sia schiavo comunque delle pratiche burocratiche e i tempi che si allungano. E questo è un discorso che interessa tutta la pubblica amministrazione. Quindi una provincia
efficiente, una provincia che possa evitare i portavoce che costano tantissimi soldi alla comunità e utilizzare quei soldi magari per mettere in sicurezza le strade, utilizzare quei soldi per valorizzare il territorio, utilizzare quei soldi nella formazione professionale, che è un fatto importantissimo, perché se parliamo di turismo parliamo di un turismo che possa essere efficiente, che possa essere all'avanguardia, che possa essere organizzato, e non si può non passare attraverso la formazione professionale di tutti gli operatori turistici, degli artigiani, dei commercianti, e oggi che la provincia comunque ha le deleghe sulla formazione professionale, allora le sa più utilizzare, perché noi comunque attraverso il turismo abbiamo una direttrice di sviluppo per questo territorio, e attraverso quella direttrice che noi dobbiamo dare un motivo di speranza e di futuro ai nostri figli, è attraverso quella direttrice che dobbiamo impegnare tutte le energie per organizzare un'attività turistica. La provincia lo può fare, ma lo può fare nella promozione turistica, lo può fare raccordando tutti i comuni, andando a partecipare alle fiere, facendo delle rassegne, cercando di operare nei trasporti, nei collegamenti. Immaginate che comunque siamo periferici e noi comunque abbiamo un aeroporto che è a Brindisi e nessuno si è mai curato di poter migliorare quel trasporto tra Brindisi e Capo di Leuca, nessuno si è mai curato, nonostante ne ha fatto un cavallo di battaglia il presidente Pellegrino, di migliorare quello che è il servizio delle suddeste, e ancora diverse altre cose. Il tempo è quello che è, noi dobbiamo fermarci perché il nostro orario scade, c'è un altro intervento subito dopo di noi. Noi ritorneremo fra circa mezz'ora dopo questo intervento per la conclusione di questa campagna elettorale. Spero di trovarvi così numerosi come siete, e grazie a tutti.